Grazie, no, volevo chiedere prima di ascoltare ancora il secondo brano una curiosità a proposito delle informazioni. L'editore di questo progetto è Edizione Zaccaria di Modena, mi pare, in provincia di Modena. Come si è arrivato, che relazione c'è con questo editore, come mai non abbiamo trovato un editore in Sardegna, o è una scelta precisa, un rapporto che esiste? Raccontaci questa relazione con questa casa editrice. No, sono stato invitato a una riunione, questo editore è venuto in Sardegna a Cagliari e voleva presentare dei lavori. Sono stato invitato e dice ci saranno anche tanti artisti, tra l'altro eravamo in due alla fine, c'ero io, ho detto ma vado, voglio sentire un po' di cosa si tratta e ho portato un libro che avevo già scritto nel 2010, Passos de Ballo, per fargli vedere un pochino insomma i nostri balli sardi, come è rimasto colpito, mi ha detto mi piacerebbe fare un lavoro per la regione Sardegna, cioè nel senso che comprenda tutti i brani dell'isola, o non tutti perché sono tantissimi, però sono gran parte. Dice ho fatto un lavoro per la regione Sicilia, è andato molto bene, se riusciamo a farlo poi lo presentiamo alla Fiera della Musica a Cremona. Difatti siamo poi andati lì e ha detto va bene, ci siamo messi d'accordo e l'ho fatto. Mi ha dato carta bianca perché poi ho voluto dare anche risalto all'artista, c'è la biografia di ogni artista che esegue il brano prima, perché è giusto che venga valorizzato anche l'artista che esegue il brano. Ha una diffusione nazionale, una distribuzione nazionale, allora, o solo in Sardegna? No, allora è già in vendita per Mondadori, Feltrinelli. Infatti se entrate nel sito c'è già, cioè, non è ancora disponibile, però dice a breve sarà disponibile. Prezzo altre... Come? Prezzo di copertina? Allora, il prezzo di copertina lo vendono a 25 euro, io infatti ne ho portato per, però li do a 20 qui. Okay. E quindi abbiamo le due copie per chi fosse. Abbiamo defiscalizzato, vabbè, conservato quello. Raccontaci invece che è stato l'esempio musicale che ci proponi con Giampaolo. Allora, Giampaolo adesso eseguirà su Dillo, hai detto giusto? 30 secondi, così diamo possibilità anche all'altro. Giovanni è anche di casa, tra l'altro studia ancora, giusto, al conservatorio. Cosa studia? Fisamino. Con Marengo. Ireneo, a proposito appunto della scelta dei musicisti, del progetto che hai realizzato e della diffusione di questo lavoro, mi interessava insomma anche sapere se ci sarà una operazione di presentazione in giro in Sardegna, perché abbiamo visto che attraverso le vostre attività didattiche, sia la tua che la di Giampaolo Pineda, c'è un grandissimo interesse e movimento. Io ho avuto occasione, avere il piacere di registrare una puntata con Ireneo e una puntata di una mia trasmissione con Giampaolo che si chiama Maistus, e devo dire che ha avuto migliaia di visualizzazioni rispetto ad altre cose, no? Che abbiamo, le altre discipline. E questa dell'organetto della fisarmonica ha avuto migliaia e migliaia di visualizzazioni. Quindi mi sembra importante capire se avete un progetto di diffusione in Sardegna, di incontri, di presentazioni, cioè come avverrà la promozione di questo lavoro. Allora, io lo vorrei presentare anche al Conservatorio di Sassari, perché ho degli amici lì che me lo stavano anche proponendo, adesso vediamo, e soprattutto al mio paese, perché è giusto, adesso vediamo, il cantiere è ancora aperto, insomma, tutto da decidere, però si farà qualcosina. Sarà il primo a saperlo. No, mi
sembra molto utile per questo mondo, cioè c'è veramente un'arsura, c'è proprio il desiderio di conoscenza. Abbiamo visto che cosa succede, no? E quanti allievi e quanta gente interessata agli strumenti amanti, che è molto importante. Posso dire una cosa a riguardo, anche se appunto, come diceva prima, le preoccupazioni di Ireneo, i giovani eccetera, però appunto questi strumenti sono a mio avviso veramente quelli che riescono oggi a dialogare maggiormente con una dimensione globalizzata. Sono pratiche della tradizione, come per esempio la poesia improvvisata, che sta soffrendo molto perché i codici, i canoni, le liturgie della poesia improvvisata sono molto lontane da quella che è la dimensione dei giorni. Gli strumenti amantici invece, e il ballo soprattutto, anche nelle sue versioni giustamente spurie, oggi sentiamo l'introduzione di frasi minore, provare a esplorare territori che non sono i nostri, ma ci sono anche tutti questi gruppi che fanno anche vivere, fanno anche lavorare molti strumentisti, gruppi che fanno spettacolo, fanno ballare le piazze con elementi che non sono della tradizione, vediamo cajon, vediamo percussioni, vediamo altre cose. Ecco, come interpretare queste cose? Io personalmente sono portato a interpretarle come lo spirito dei tempi, poi non è detto che queste cose continueranno, ci potrebbe essere addirittura un ritorno massiccio alle fonti, al passato. Questo nella storia succede, la musica di Monteverdi sino ai primi del Novecento era completamente scomparsa, completamente. E dal 1910 in poi sino a oggi si fanno concerti con musica del Cinquecento, concerti di musica strumentale, musica vocale, rappresentazioni operistiche. Questo per dire che oggi la possibilità di accedere anche alle fonti consente anche di poter fare dei discorsi retrospettivi. Diciamo che oggi la mainstream, cioè quello che fa ballare le piazze, è impuro, fa parte di quello che è la dimensione della contemporaneità, che è attraversata da tensioni diverse. Quindi io non mi spaventerei di questo e curerei molto nella fase di formazione appunto la conoscenza, il famoso discorso, noi siamo nani sulle spalle dei giganti, cioè conoscere quella che è la tradizione, farla fare come Dio comanda, rispettandone i canoni, però al tempo stesso avere anche l'indulgenza di vedere quello che succede nelle piazze, soprattutto il fatto di quella che noi chiamiamo un tempo, nei musicologi erano fissati, si chiama censura preventiva, no? Il fatto che le comunità in confronti di introduzioni, di novità, in qualche modo si richiudevano a riccio e le respingevano. In realtà sappiamo che è un continuo accogliere e respingere. Quindi vediamo queste cose come una parte della modernità. Il fatto che poi le piazze ballino è già un dato positivo. Ricordiamoci che in gran parte d'Italia o il revival, oppure questa roba non è viva nelle comunità, non è viva, è qualcosa di un ripensamento revivalistico, qualcosa che si ripensa al passato. Succede in Emilia, in Piemonte, eccetera. Noi ancora abbiamo questa enorme fortuna di avere questa musica che è ancora parte della vita dei nostri giovani che posseggono i due codici. Giovannino studia la fisarmonica, il conservatorio con determinati canoni, ma suona bene la tradizione. Il nostro insegnante Launetas, sia Michele Deiana ma soprattutto Andrea Pisu, fa le sue sperimentazioni, però ti suona un Fiorassio di Figiomelis perfettamente. Quindi la bellezza oggi è quella di poter padroneggiare con criterio e competenza più codici. Ecco, questo è importante. Quindi conoscere la scrittura non inficia il fatto che uno sia un bravo suonatore tradizionale e viceversa. Anche questo per cominciare a spezzare una lancia e portare acqua al nostro mulino, iscrivetevi nel conservatorio, che c'è lo zio Sam, ho bisogno di te. Nel senso che comunque per aprirsi anche una strada, anche nel mondo lavorativo, della scuola, eccetera, un famoso pezzo di carta. Volevo dire che c'è anche un lavoro di Davide Buddha per chitarra, certo. Un brano